Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È stato siglato a Villa Devoto a Cagliari l'accordo con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per la prevenzione dei crimini informatici che riguardano i sistemi informativi critici della Regione Sardegna. E cerchiamo di portare su il livello della sicurezza, della cyber security. Dobbiamo proteggere le nostre comunicazioni, dobbiamo proteggere il web. È una convenzione che prevede, uno scambio di servizi. Noi diamo la banda larga, colleghiamo tutti i centri della Polizia Postale della Sardegna, e però abbiamo il supporto del Ministero dell'Interno in fatto di sicurezza. Cioè, mentre finora si è sempre intervenuti in fase successiva agli attacchi, quindi come repressione, stavolta giochiamo d'anticipo, cerchiamo di prevenire. E praticamente stiamo mettendo delle sentinelle, dei presidi di sicurezza nella nostra rete, in maniera tale da evitare l'attacco laddove possibile, ovviamente. È una cosa molto bella, una convenzione avveniristica. Noi come Sardegna puntiamo molto sulla digitalizzazione, abbiamo sempre lavorato molto in questa direzione e continuiamo ad andare avanti in questo senso. È il modo con cui va gestita la sicurezza cibernetica, cioè le partnership in questo settore e lo scambio quotidiano informativo permettono di innalzare costantemente i livelli di sicurezza. La sicurezza non è un processo statico, la sicurezza cibernetica, ma deve essere curata e gestita giorno per giorno. Questo avverrà grazie alle sinergie tra la Polizia Postale dal Centro Operativo di Cagliari e la Regione. Si è parlato anche dell'importanza della formazione, del formare una coscienza, spingere i cittadini a formare una coscienza, consapevolezza rispetto a questi rischi. Sì, fino a qualche tempo fa noi pensavamo alla sicurezza cibernetica come la sicurezza dei massimi sistemi, tuteliamo le nostre infrastrutture, la rete elettrica, la rete dei trasporti. In realtà ci siamo accorti che spesso gli attacchi informatici passano attraverso i cittadini, attraverso i lavoratori. Mettere in sicurezza le nostre infrastrutture significa far sorgere una coscienza sicura, di sicurezza informatica, delle competenze di sicurezza nei cittadini. Da lì il processo di crescita per quel che riguarda i livelli di sicurezza dei cittadini, delle infrastrutture e quindi del Paese. Quali sono gli attacchi informatici più comuni? Attacchi informatici più comuni si va dagli attacchi che riguardano le nostre tasche, quindi i nostri conti correnti, il phishing oramai declinato in una molteplicità di aspetti e di tecniche, fino a degli attacchi che invece riguardano le nostre infrastrutture, quindi stiamo parlando di accessi abusivi che avvengono attraverso tecniche di SQL injection, piuttosto che attraverso lo sfruttamento di vulnerabilità non note. Quindi passiamo da attacchi che vengono fatti sulla persona ad attacchi che vengono fatti sui sistemi. Bisogna essere in grado di preparare le persone a difendersi e preparare i sistemi ad avere gli adeguati livelli di protezione. Dal 13 gennaio i campionati europei 5 birilli di biliardo. 150 atleti in rappresentanza di 11 nazioni nel padiglione fieristico Expo di Calangianus. Un nuovo evento che riguarda il biliardo in Sardegna. Quanto è importante organizzare eventi simili soprattutto in una stagione invernale? Non è stato facile perché c'era carenza di trasporti. Abbiamo fatto un accordo con Aero Italia per favorire l'arrivo in Sardegna su 2 aeroporti, Olbia e Alghero, un accordo molto interessante perché ci hanno consentito di far venire i giocatori
con le agevolazioni che si danno ai residenti, e questa è stata una cosa importante, per cui sia per chi veniva dall'estero, perché per i giocatori italiani, i dirigenti, tutti quelli che partecipano a questo evento. Stiamo parlando di 150 atleti? Sì, diciamo un giro di 200 persone, perché ci sono staff, arbitri e tutto il resto. Sono 150 partecipanti con 5 titoli in palio più uno dimostrativo al quale noi teniamo molto, che è quello dei paraplegici, perché il biliardo in carrozzina è una cosa che in Italia stiamo sviluppando molto, perché è una bella deriva per questi giocatori che sono sfortunati, che hanno degli handicap, e il biliardo si presta molto perché riusciamo a farli giocare, quindi di questo siamo molto orgogliosi. Poi c'è un campionato europeo femminile, e quindi perché anche le donne hanno una bella propensione per questo gioco, un misto, quindi uomo-donna. Poi abbiamo il campionato individuale, che è quello più importante, il campionato a squadre, e una delle 2 squadre italiane ha 2 giocatori sardi convocati in nazionale per la prima volta, quindi potremmo avere una formazione con un titolo europeo in Sardegna. Sindaco, un'altra manifestazione internazionale sportiva a Calangianus, quanto è importante che vengano organizzate queste manifestazioni nella vostra città? Sì, è molto importante, perché in un periodo di così bassa stagione, gennaio-febbraio credo che sia un periodo di bassissima stagione, attraverso questi eventi è possibile portare tanta gente, turisti, atleti, staff, quindi presenze importanti nel nostro territorio, che consentono davvero di dare una grande boccata di ossigeno a tutte le strutture turistico-ricettive, non solo di Calangianus ma dell'intero territorio, anche perché i numeri sono davvero importantissimi. Stiamo parlando di circa 1000 persone tra atleti, staff, arbitri. Poi insomma, pensiamo anche ai tanti appassionati che vengono a seguire gli eventi, quindi davvero un grande motivo di orgoglio per la nostra amministrazione e anche per la Regione, che ha fortemente incentivato e creduto a questo tipo di manifestazioni. E poi sicuramente i grandi eventi sportivi sono un veicolo di promozione turistica importantissima, che proiettano davvero la Sardegna nel mondo, e anche un'opportunità per i comuni anche dell'interno, come può essere Calangianus. Quindi siamo davvero contenti e soddisfatti, e speriamo di continuare in questa direzione. Eventi di questo tipo porteranno a utilizzare ancora di più anche il padiglione fieristico di Calangianus per portare eventi simili? Sì, assolutamente. Noi, quando abbiamo immaginato il padiglione fieristico, ci siamo mossi per ottenere i finanziamenti, ristrutturarlo, riadattarlo eccetera, avevamo in mente di fare questi eventi, tanto nel biliardo ma non solo. Abbiamo fatto degli eventi sul taekwondo, abbiamo fatto un evento di carattere europeo adesso a dicembre di box. Insomma, diciamo che tante federazioni stanno puntando sul Calangianus, sul nostro territorio, perché oltre all'organizzazione anche l'ospitalità credo che sia fondamentale per attrarre grandi eventi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha incontrato oggi a Sassari, nella sede della Nuova Sardegna, gli studenti del progetto La Nuova Scuola. Il tema trattato con i ragazzi è stato il ruolo della cultura nello sviluppo di un territorio. La cultura costituisce il più importante fattore di crescita umana. Rappresenta, come dire, un propellente per la crescita spirituale di ciascuno di noi e la cultura poi è strettamente connessa alla qualità della vita dei territori. Da che cosa è data la qualità della vita di una città, di un comune, di un territorio? Beh, certamente da una sanità efficiente, da un sistema dei trasporti, dalle strade, dal contesto urbano, ma è dato anche dalla cultura. Io più volte ho ripetuto che auspico che in ogni centro italiano, anche più piccolo, ci sia un teatro, ci sia un cinema, ci sia un cartellone teatrale, ci sia una biblioteca, magari non nel senso classico di deposito dei libri, ma di luogo multimediale dove i giovani possono incontrarsi, studiare, dialogare fra di loro. Quindi la cultura non deve essere soltanto un fatto relegato in alcune grandi città iconiche, Venezia, Firenze, Napoli, Roma, sulle quali noi lavoriamo e vogliamo continuare a lavorare, ma deve essere portata su tutti i territori. E la Sardegna, per la sua identità, per la sua storia eccezionale, meravigliosa, stupenda, può proporre al mondo la sua grande cultura, quell'unicum che gli viene dall'essere stata sempre al centro del Mediterraneo e aver visto, come dire, il sovrapporsi di tante civiltà, ciascuna delle quali ha lasciato qualcosa. Siamo stati sicuramente molto lieti di avere il Ministro qui. L'importanza di questa iniziativa è molto semplice. Il giornale serve per dare notizie, ma serve anche per riflettere e in questo caso abbiamo riflettuto insieme al Ministro sulla cultura del futuro e su come i giovani possono veicolare la cultura, essere testimoni di cultura e ambasciatori di cultura. Quindi direi che è un tema che ci tocca a tutti. Peraltro abbiamo parlato pure di Sardegna, perché questa è una terra dove la cultura è fondamentale, ma lo deve diventare sempre di più. Una valanga di resoconti, una valanga di iniziative che verranno, a dimostrazione che forse questa associazione, questo Montebramma, questa è una cosa viva, molto viva, perché ci vorrebbero 3 giorni per raccontare tutto. Dici qualcosa di particolare. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Siamo partiti dal bilancio dei biglietti staccati nel corso del 2023, un aumento del 17% rispetto all'anno prima, siamo passati da 133.000 visitatori del 2022 a 156.000 visitatori, con gli incassi che sono passati da 529.000 euro a 661.000 euro. Naturalmente si confermano lo zoccolo duro dei visitatori francesi, tedeschi e spagnoli, ma c'è un grande aumento di visitatori statunitensi che sono aumentati del 165%.
Sul resto, grande effervescenza per il fatto che questo è il 50° anniversario dal ritrovamento del complesso monumentale di Monteprama. Dunque ci saranno tantissimi eventi celebrativi. Uno di questi sarà la nuova esposizione dei giganti qua nella Sala del Paesaggio. Grazie alla collaborazione con gli uffici periferici del Ministero riusciamo a fare una mostra temporanea e facciamo visitare i giganti come prima mai si sono visti a Cabras, cioè nella loro tridimensionalità. Sarà l'anno di 3 nuovi cantieri di scavo tra Concheilloni, Scannevadosu e la prospezione della laguna di Cabras. Sarà l'anno dei cantieri di infrastrutturazione di lavori pubblici tra Monteprama, Tarros, San Salvatore e il museo. E sarà l'anno naturalmente anche della continuazione della promozione in Sardegna, in Italia e fuori dall'Italia. Una cosa particolarmente dal punto di vista economico mi ha colpito, cioè che alla risultanza degli incassi quest'anno la Fondazione potrà godere anche di un suo capitale proprio. Sì, devo dire che la cosa carina è questa. Voi sapete che in base agli accordi che sono stati stipulati tra Ministero, Regione e Comune di Cabras, 527.000 euro ogni anno devono essere trasferiti all'amministrazione comunale. L'anno scorso siamo andati praticamente pari, quest'anno invece riusciamo ad avere circa 140.000 euro che resteranno alla nostra disponibilità e potranno dunque essere programmati per attività didattiche, di ricerca. Vedremo adesso il nostro CDA come fare. Che saranno aggiunte tutte quelle altre iniziative che già, ma essere proprietari di qualcosa. Sì, ecco, noi abbiamo tanti finanziamenti dalla Regione, sono 24 milioni di euro nel triennio, ma tutti per realizzare opere pubbliche, sono finalizzati a quello, non possono essere usati ad altro. Certo, avere i nostri fondi per realizzare anche attività che sono extra progetti di opere pubbliche ci dà naturalmente un respiro più ampio. Direttore, c'è stata tanta attività, tante cose, tante belle. Parliamo di qualcosa di scientifico che sarà avanti nei prossimi anni, diciamo. Beh, si rientra nell'attività scientifica quella che è una richiesta di indagini e prospezioni archeologiche abbastanza importanti nel territorio del Sinis di Cabras. Fermo restando che la Soprintendenza archeologica continua a portare avanti il suo progetto di ricerca a Monteprama, fermo restando che le università di Cagliari e di Bologna continueranno a portare avanti le indagini e le prospezioni a Tarros, la Fondazione ha deciso invece di andare a proporre 3 azioni che andrebbero a completare in realtà la conoscenza e lo stato, diciamo, dell'archeologia del Sinis di Cabras. Il primo è uno scavo archeologico previsto nel nuraghe di Cannevadosu. È un nuraghe importantissimo che è poco distante da Monteprama, dove tra l'altro venne rinvenuto casualmente, come qualche volta avviene nell'archeologia, uno dei più importanti modelli di nuraghi finora conosciuti, nella quale tra l'altro è iscritto un elemento antropomorfico, cioè c'è un uomo che sta tentando la scalata in una posizione di chiara scalata. È un documento questo incredibile che racconta la relazione tra quello che può essere stato in antico il monumento e quello che in realtà facevano i sardi con i loro monumenti. Quindi cercavano insomma di entrare a casa. In questo caso sembra proprio un'azione di questo tipo. E allora le grandi mensole, gli spalti, i parapetti che vediamo proprio documentati nei modelli di nuraghi magari avevano proprio questa funzione, cioè impedire tutto questo. Il secondo è uno scavo invece previsto in un'area preistorica fortemente marcata, importantissima, conosciutissima in letteratura archeologica, che è l'area di Concheilloni. Nell'area di Concheilloni, pensate, vengono ritrovate a più riprese una ventina di statuine femminili e di Dea Madre che potrebbero di fatto andare a riscrivere una prosecuzione di questo culto, una prosecuzione anche di questa attenzione verso questo modello femminile e soprattutto capire la relazione tra la vicina Cucuris Arrius, purtroppo oggi occupata dall'acqua dopo lo scolmatore,
e invece la terraferma, perché con Caillonis è vero che è una propagine verso lo stagno, ma è anche l'inizio, diciamo, della terraferma verso lo stagno. Da lì ci attendiamo moltissimo. E questi lavori inizieranno e avranno un suo fine? Questi lavori noi contiamo di iniziarli il più presto possibile, perché dobbiamo aspettare intanto, sono interventi di scavo che vorremmo portare avanti da quest'estate, non prima dell'estate, tenendo conto che comunque Cabras ha delle condizioni climatiche molto particolari, zanzare permettendo, per cui quando dico quest'estate dico la coda dell'estate, sarà l'autunno che vedrà la ricerca archeologica esplodere proprio nel Sinis. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Dimenticavo una cosa, la prospezione dello stagno, perché questa è una carta su cui la Fondazione vuole giocare pesantemente. Gli stagni potrebbero essere veramente depositari di documenti che potrebbero dare finalmente anche una definizione ulteriore a quella che è la conoscenza del territorio. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte, miele, cioccolfette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, siamo nella sede regionale dell'INPS a Cagliari e con noi il direttore. Siamo come dire, di fronte a un anno che si apre con tante prospettive. Il 2023, direttore, era quello che veniva dal post pandemia, si portava appresso una guerra, questo se ne porta appresso 2. L'INPS corre, vuole essere vicino ai cittadini, offrire servizi di qualità. Ecco, se partissimo da questo, lei cosa mi direbbe? Le direi che stiamo mettendo a frutto quelle che sono le esperienze del periodo Covid, vale a dire stiamo continuando a spingere sull'informatizzazione, sul miglioramento dei servizi, sulle nuove piattaforme, su un modo nuovo e innovativo di essere vicini ai cittadini. L'INPS è anche, come dire, una sorta di banca per una fascia di popolazione con una limitata capacità d'analisi, anche di poter arrivare alle modalità informatiche, agli anziani, per dircela tutta. In che modo rispondete? Gli anziani, e soprattutto in una regione come la Sardegna, che ha un tasso di, diciamo così, di invecchiamento della popolazione tra i più alti in Europa, è una fascia praticamente della popolazione che usufruisce delle prestazioni pensionistiche di quasi il 33%, l'INPS diventa fondamentale, diciamo, in quella che è la fornitura dei servizi proprio
essenziale, in particolare quelle che sono le prestazioni pensionistiche. Siamo sempre stati vicini agli anziani, stiamo potenziando non solo la presenza sul territorio diretta, ma stiamo cercando di essere vicini anche potenziando i rapporti con i nostri stakeholders, vale a dire con i patronati, con quelle che sono le associazioni di categoria, in modo tale da garantire anche dove non possiamo fisicamente essere presenti comunque una forma di vicinanza indiretta che può aiutare le persone nei singoli paesi, nei singoli nuclei abitati, nelle zone più remote dell'isola. C'è un arretrato, lei mi può dire com'è la fotografia dell'INPS, lei guarda, insomma voglio dire la sua agenda, cosa trova di arretrato, dove vorreste, come dire, portarvi avanti? Vorremmo portarci avanti soprattutto su quei prodotti e su quelle attività la cui diciamo così, fornitura dipende non solo dall'efficienza di INPS ma anche dall'efficienza soprattutto delle altre pubbliche amministrazioni, dove dobbiamo recuperare essenzialmente soprattutto sulle prestazioni dei pubblici dipendenti. E in questo caso entrano in ballo, lei non l'ha detto, lo dico io, ad esempio le ASL, sicuramente le commissioni, ad esempio altre istituzioni che dovrebbero sovrintendere a smaltire ciò che voi poi siete, come dire, siete gli erogatori di un servizio, però se non vi arriva il dato pulito anche per voi le lungaggini aumentano. Diciamo che più che una, diciamo così, quello che diventa essenziale è la sinergia con gli altri. Degli obiettivi, certi obiettivi sono realizzabili nel momento in cui le varie parti del sistema socio-economico collaborano. La strada che abbiamo intrapreso è proprio quella verso una più stretta collaborazione con le altre amministrazioni, con tutti i soggetti sul territorio per ottimizzare quelle che sono le prestazioni di questo tipo. Diciamo che già nel 2023 abbiamo realizzato degli ottimi obiettivi, le tempistiche di erogazione delle prestazioni si sono ridotte, il numero delle prestazioni è aumentato, abbiamo avuto la possibilità anche di implementare considerevolmente il personale INPS in servizio sulla Sardegna di quasi il 18-20%. Ecco, quali sono i numeri di queste percentuali che lei sta facendo? In quanti siete a lavorare per... A inizio 2023 eravamo 670, c'è stato grazie ai nuovi concorsi una prima immissione di 63 neoassunti, seguiti poi da un'altra quarantina, un'altra quindicina li prenderemo a inizio anno, quindi rispetto a 600 e qualcosa. Quali saranno le sedi che saranno rimpolpate da questi numeri? Tutto il territorio. Inizialmente tutte sono state implementate soprattutto le direzioni provinciali, quindi le sedi di Sassari, Oristano, Nuoro e soprattutto Cagliari, che era in forte diciamo così, sofferenza a livello di dotazione di personale. Il profilo del personale è fondamentale appunto per smaltire il tipo di avvio di quelle che sono le richieste dei cittadini. Ecco, se lei avesse la bacchetta magica e volesse risolvere subito un problema, quale sarebbe da affrontare? La bacchetta magica non esiste e non serve, anche perché le problematiche si modificano e cambiano e evolvono ogni giorno. Quindi la soluzione in se stessa, immediata, a un problema non c'è. Ci sono le soluzioni continue, giorno per giorno, e il miglioramento continuo. Per fortuna possiamo contare su personale altamente professionalizzato. Oggi l'INPS ha un tipo di impostazione aziendalistica quasi, quindi puntiamo molto alla formazione del nostro personale, alla continua professionalizzazione, l'immissione di tanti giovani ci sta favorendo, che è evidente che i percorsi di studio, anche le abilità sulle nuove piattaforme, le abilità informatiche e così via sono un attimo più spinte rispetto alle vecchie generazioni. Questo ci consente nell'ambito di un processo continuo di cambiamento di poter innovare anche i nostri prodotti. Questa Sardegna talmente bella e aspra è anche una terra dove siamo in pochissimi, dove c'è una densità, dove anche il sistema dei trasporti, delle strade, dei collegamenti soffre. In che modo rispetto ad altre regioni, lei che è stato alto dirigente in altre zone d'Italia, in che modo questo può appesantire, può, come dire, rendere più complicato essere vicini ai cittadini?
Guardi, il fine dell'istituto evidentemente è quello di garantire lo stesso livello di servizio e la stessa tempestività a qualsiasi cittadino, che si trovi nel paesetto più interno sperduto del territorio, che si trovi nella grande città. Quindi, guardando a quella che è la realtà sarda, che è la terza regione, credo, per estensione d'Italia, con un solo 1,5 milioni circa di abitanti, quindi molto polverizzata, andare a garantire questi servizi significa operare in modo differente rispetto a quelle che sono altre realtà. Ci stiamo muovendo e ci siamo mossi nel corso del 2023 per poter ottimizzare questo. È evidente che la strada da seguire è per forza quella dell'informatizzazione, c'è poco da fare. Ripeto, nel momento in cui il cittadino, dovunque sia, che sia Cagliari o in qualsiasi paesetto, ottiene quella che è la liquidazione della pensione il giorno che va in pensione, la presenza fisica dell'istituto, ma guardi che su gran parte delle pensioni private siamo perfettamente allineati. Dobbiamo recuperare su qualche, diciamo così, segmento, ok? Però, ripeto, se io fossi e sarò in grado di poter fornire il servizio con tempestività al cittadino, il giorno in cui, al cittadino che io sia presente fisicamente o meno in un certo posto, o che gli dia il servizio in un modo diretto o indiretto, importa poco. L'importante è la certezza, la tempestività e la qualità della prestazione. Ecco, ma questo gol, non usa a caso la terminologia sportiva, questo gol ha dei tempi, lei in agenda magari non me lo dirà di preciso, non lo dirà ai teleascoltatori di preciso, ma lei immagina davvero che si possa arrivare ad essere così sull'1-0 a breve, in che tempi? Guardi, su molte prestazioni ci siamo. Si soffre su alcune prestazioni che invece sono legate alla realtà sarda in sé. In Sardegna siamo tra le regioni, per esempio, con il maggior numero di erogazioni di disoccupazione, di NASPI. È evidente che situazione differente per la regione che eroga 1000 NASPI, la butto lì, è differente dalla situazione della regione che magari ne eroga 10.000 e magari tutte concentrate nello stesso mese. Faccio un esempio, al nord, nella zona di Olbio, comunque del nord della Sardegna, dove si lavora essenzialmente nel periodo estivo, a fine estate c'è una pioggia enorme di trattamenti di questo. E lì come smaltite questi sbalzi, questo ottovolante di richieste, di esigenze? La va distribuita su tutto il territorio, su tutte le sedi della regione, perché non puoi andare a dimensionare una sede al nord solo sul picco di... Su una stagione, ecco, quindi va spalmato. Lei non è spaventato di dover risolvere questo, vero? Ma guardi, siamo pagati per fare il nostro dovere e per raggiungere il massimo di soddisfazione dei cittadini. È evidente che magari non tutti saranno soddisfatti, la possibilità di dare un qualcosa di più può essere un qualcosa di stimolante e soprattutto è un dovere. Alle fasce deboli cosa dice? Che messaggio di auspicio dà? Alle fasce deboli dico che noi esistiamo, ma non solo come INPS, come pubblica amministrazione, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, ma soprattutto dei più deboli. Quindi. Prima avevo usato gol, io al direttore Francesco Ciro Di Bernardo dico, vedo un gagliardetto in questa sala, è della Paganese, quindi ci sono state delle partite con diverse formazioni sarde. Come si scalda questo cuore conciliando i vertici dell'amministrazione INPS in Sardegna e la passione per il gol? Poi magari giocava pure, direttore? Sì. Ad esempio? Ad esempio da ragazzo, sì. Che ruolo giocava? Perché così ci aiuta. Era ambidestro, una alla sinistra. Una alla sinistra. Nella terra di Gigi Riva ci vada piano, perché è pericoloso. Comunque, lo sport com'è? Fotografi un attimo da ospite in Sardegna lo sport nazionale che è il calcio, dai. Bah, diciamo che ho girato un po' i campi della Sardegna, almeno quelli di Serie D, almeno l'anno scorso, visto che... allora, un campo di calcio è l'espressione poi di quella che è la realtà
sociale. Più vicina, più vera, vero? Più sanguigna. Diciamo così, un popolo, perché è così, caloroso, devo dire anche molto ospitale. Ma anche voi in Campania non scherzate, né per calore né per ospitalità. Diciamo che siamo quasi isolani, no? Io mi sono integrato bene qui in Sardegna e la amo come, diciamo così, come regione e come popolazione. Non lo dico perché è un'intervista, perché ormai la vivo da anni. Ora è un caso che professionalmente sia qui a lavorare, però la Sardegna ormai la conosco da tanti anni. E la Sardegna vera, anche quella dell'interno, la conosco bene e la amo particolarmente. Lei è qui da un annetto, giusto? Sì, da un anno preciso. Qual è il bilancio? In una frase. È contento, soddisfatto? Pensava di poter fare di più? Felicissimo. I risultati anche oltre le attese. Ho trovato una realtà comunque difficile, perché dove va tutto bene, cioè, dove c'è da lavorare, da metterci le mani, probabilmente anche professionalmente hai più soddisfazione. Grazie direttore e buon lavoro. Grazie a lei. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Mi ritrovai per una selva oscura. Luis Nero è di Torino, ha 45 anni, oppure come dice lui forse anche 46, di professione regista, resterà 3 mesi circa in Sardegna per girare il suo film. Il titolo del film è Milarepa, innanzitutto è ispirato a un personaggio storico vissuto 600 anni prima di Cristo. Noi abbiamo ambientato il film in un futuro prossimo, dove è più o meno come 600 anni prima di Cristo, perché non c'è la tecnologia, non c'è l'elettricità, non c'è niente, tutta la gente ritorna a vivere in modo rurale. Questo villaggio sarà il villaggio principale della protagonista, in particolare del padre della protagonista, che si chiama Sherab, che è il patron del villaggio, e da qua inizia il suo viaggio. Lei perde l'eredità perché gli zii gli rubano l'eredità alla morte del padre, come al solito, e quindi inizia il suo viaggio di vendetta, il suo viaggio di redenzione, e qua parte tutto da questo posto. Si svolge tutto qui o ci saranno anche degli altri esterni? Gireremo a Torralba, al Nuraghe Santuantine, gireremo a Domus Nova, a Cagliari, giriamo in tutta la Sardegna. Il film è tutto ambientato in Sardegna, è tutto girato in Sardegna.
Comparse, mi stavi dicendo tante, quante potrebbero essere? Occhio a croce. In tutto il film più di 2-3 mila comparse, qua anzi cogliamo l'occasione, abbiamo fatto un sito per le persone che vogliono cimentarsi e fare la comparsa qua al villaggio, 300-400 comparse stiamo cercando. Mi sembra un numero, volevo dire, c'è una casa di produzione. La casa di produzione è l'altro film, che è la parte italiana, e dall'altro lato gli inglesi sono Orvo Studio, che hanno prodotto James Bond, Maze Runner, un grosso studio americano, inglese-americano. Com'è nata questa idea? Il tema è del film. Il racconto era un libro che avevo letto una decina d'anni fa, e quindi mi interessava poterlo riambientare in modo diverso, e poi ho colto l'occasione di avere un po' di tempo, l'ho scritto e poi abbiamo iniziato tutta la fase produttiva, cercando i luoghi abbiamo visto che la Sardegna era già primitiva da un certo punto di vista estetico, naturale, perché nel nostro mondo la natura si è riappropriata della parte industriale umana e quindi era il luogo giusto dove poter ambientare. Quanto durerà il film? Allora, noi stiamo qua in Sardegna, siamo venuti l'altro ieri, andremo via a fine marzo. Quindi insomma un bel... a parte chiaramente gli interpreti principali, quindi ci sarà anche qualche interprete di secondo piano di rilievo da qui del popolo sardo? All'oggi credo che siano 200 gli attori sardi che useremo, non pochi, perché ci sono ragazzi giovani molto bravi che sanno anche molto bene l'inglese, perché il film sarà sia in sardo che in inglese, e quindi abbiamo anche gente locale, abbiamo il nostro Aldo che poi e tanti altri bravi. Non farà il giovane di 18 anni. No, Aldo fa la protagonista di 14. Aldo Sicurella, cioè l'esperienza non manca. No. Teatro c'è stato sempre. E il cinema potrebbe essere un'esperienza nuova. Adesso però buttiamola un attimo anche sullo scherzo, perché con te posso scherzare. Certo, giusto. Mi hanno detto che comunque non sarai la 14enne giovane che... Non sarà quella alla tua parte. Quale sarà la tua parte? Io ho un ruolo importante, cercherò di dare il massimo del mio gioco, della mia arte, di tutta la mia esperienza. Ho 50 anni di teatro, ormai cerco di mettere a disposizione per la seconda volta del cinema, perché la prima volta nel 2000 abbiamo fatto un film qua, ma ero ancora un ragazzo, adesso non sono più un ragazzo e non sono in veste di regista e altro, ma in veste di attore. Collaboro con questa produzione collaboro con la produzione per cercare attori, comparse, alcuni dei nostri attori lavoreranno nella produzione, stiamo cercando comparse e partecipanti alle scene di massa, quindi collaboriamo come Teatro Instabile. Ci piace che Santa Cristina e Paolo Latino continuino ad essere al centro di un gioco d'arte che continua. Con lui si sta cercando di... La tua parte sarà una parte simpatica o antipatica? No, è cattivo. Sono cattivissimo, sarò cattivissimo, sarò un grande cattivo. Quindi dovrai sforzarti, perché in effetti non ce No, ma gli attori si adattano, riescono ad essere cattivissimi anche nel... Ci vedremo più avanti, dai, vediamo cosa faremo. No, adesso sarò molto curioso. Sì. Certo, io cercherò di accontentare la tua curiosità, cercheremo di esserci. Eventualmente, nel caso tu avessi bisogno di una vittima sacrificale, potresti chiamare me come interprete. Ci posso pensare. La faccia ce l'hai della vittima. Ok, grazie mille. Grazie. Sono terminati, nel rispetto dei tempi e delle procedure, gli interventi di riqualificazione energetica al Teatro Massimo di Cagliari, il principale teatro di prosa, musica, danza della Sardegna. Un progetto finanziato anche dall'amministrazione comunale. Un progetto finanziato anche dall'amministrazione comunale, che compartecipa con il 20% per questi lavori che sono stati appena conclusi di efficientamento energetico del principale teatro della nostra città. Si tratta di un risultato molto importante che suggella tra l'altro 2 anni di interessante e importante gestione di questo teatro da parte di Unati, che non solo ha proposto una programmazione variegata e molto interessante, ma
ma è riuscita anche a ipotizzare, utilizzando i fondi del PNRR, una migliore fruizione di questo teatro appunto attraverso l'efficientamento energetico, che significa intanto poter rendere sicuramente migliore questo teatro sotto il profilo energetico e consentire quindi anche un grande risparmio. Prosegue quindi l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale di Cagliari per quel che riguarda appunto anche eventi culturali. Allora, un'attenzione certamente molto importante della nostra amministrazione per tutto ciò che riguarda i nostri centri, i nostri musei per esempio. Ricordo che un altro importante contributo del PNRR di €500.000 è stato investito per la nostra galleria comunale, il principale museo della nostra città, dove appunto iniziano a breve i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per un riallestimento complessivo del museo, una rilettura e una migliore comunicazione che renderà anche il museo più conosciuto anche a livello nazionale. Noi CEDAC Jazz in Sardegna, che siamo i gestori del Teatro Massimo, abbiamo ovviamente proposto al Comune, e il Comune ha accettato con entusiasmo, di inoltrare la domanda per questo bando, che era effettivamente specifico per la riqualificazione degli impianti energetici nei teatri. È finanziato dalla Comunità Europea, la Comunità ha dato al progetto, ha finanziato il progetto con l'80%, quindi €350.000, e il Comune si è fatto carico del 20% che spetta al proponente. Quindi naturalmente questo è importante da due punti di vista. Prima di tutto per un risparmio energetico non indifferente, del 30% in meno in bolletta. Questo in parte l'abbiamo già sperimentato, ma il grosso avverrà da quest'anno 2024 in avanti, perché l'impianto fotovoltaico, che è l'intervento più importante in questo quadro di progetto, è appena entrato in funzione, quindi i benefici si vedranno dal 2024. Non solo c'è il risparmio energetico e quindi un risparmio economico, ma anche una minore emissione di CO2 del 42%, hanno calcolato i tecnici, e questo è un beneficio importantissimo per la città. È importantissimo perché il teatro, ovviamente con gli impianti che sono stati modificati e migliorati, ovviamente ha acquisito un maggior valore anche economico, ma non è quello, è soprattutto la capacità di agevolare maggiormente l'attività. Noi stessi ovviamente abbiamo aumentato notevolmente la nostra attività. Un'attività aumentata anche facendo del bene all'ambiente. Esatto, sì, perché il risparmio energetico ovviamente sembra un dettaglio, ma non è un dettaglio in una importante fabbrica come il Teatro Massimo, e ovviamente consente di avere minori costi di gestione e quindi investirli in attività e quindi fare più spettacoli. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo con Alberto Bertolotti. Ieri c'è stata una riunione in Camera di Commercio di Cagliari Oristano per fare un bilancio del 2023. Com'è andata? Il bilancio consuntivo ancora non è stato approvato, ma ciò che rileva sono i numeri interessanti per quanto riguarda il previsionale 2024. Una Camera con 85.000 aziende più o meno iscritte, una delle più importanti Camere di Commercio in Italia, che quasi raddoppia il valore del proprio budget grazie agli importanti contributi che la Regione Sardegna eroga in favore delle aziende del territorio. Ma la Camera di Commercio di Cagliari Oristano non è importante soltanto per il ruolo fondamentale di animazione economica, per il controllo del mercato e per tutti i ruoli che istituzionalmente le vengono affidati, è importante soprattutto perché gestisce degli assetti fondamentali che sono i motori ed il volano dell'economia del territorio, quali per esempio la Soger, che è la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari. Il bilancio comunque previsto nel 2024, il valore di bilancio del 2024 per la Camera è di circa 42 milioni di euro, ribadisco quasi raddoppia grazie ai contributi che la Regione eroga in favore delle aziende che rappresentiamo. A noi comunque, al di là del bilancio economico, interessava il bilancio del numero delle aziende. E abbiamo scoperto che sono oltre 80.000 e c'è una crescita nelle nuove realtà o una diminuzione? C'è una crescita soprattutto per quanto riguarda le società di capitale, una piccola crescita, anche perché il momento congiunturale è difficilissimo a causa delle condizioni geopolitiche internazionali, a causa di questa spirale inflazionistica che sembrerebbe, speriamo, per il momento si sia un po' arrestata, ma le voci, i rumori di guerra del Medio Oriente e dei vari fronti che purtroppo si stanno aprendo un po' in tutto il mondo, in una situazione che a me, che sono appassionato di storia, appare quasi quella antecedente alla Prima Guerra Mondiale. Infatti sono molto preoccupato per questo motivo, ma basta vedere ciò che sta succedendo nel Mar Rosso per capire quanto questo problema degli attacchi alle navi che passano, che intendono attraversare il canale di Suez e che adesso per questioni di sicurezza sono costrette a doppiare il capo di Buona Speranza, mi sembra di ricordare che sia quello africano del sud, porta il costo del trasporto del container da $1.700 a circa $5.700. Questo la dice lunga sull'incremento dei prezzi
delle materie prime, delle merci che poi vengono vendute al dettaglio, delle merci che fanno parte della componentistica di settori industriali fondamentali, e quindi ho paura e temo che questa spirale inflazionistica possa riprendere i suoi effetti malefici sul tenore di vita dei cittadini, perché alla fine è questo ciò che conta. Dicevamo dei numeri che sono abbastanza confortanti relativamente alla crescita del numero delle società di capitale, e quindi fa ben sperare in un miglioramento della cultura d'impresa e in una solidificazione delle stesse imprese in termini di capitale. E poi c'è un piccolo aumento delle imprese giovanili e delle imprese femminili, questo è un dato confortante. Alberto Bertolotti è un veterano del Consiglio dell'Istituto Camerale e rappresenta il mondo del commercio con la sua organizzazione Confcommercio. Questo particolare settore economico cosa rappresenta nell'insieme della Camera di Commercio in termini percentuali? È il terziario di mercato al quale appartiene evidentemente anche il settore commercio, vale quasi il 60%, cioè le nostre categorie, le categorie che rappresentiamo sono veramente il vero motore di sviluppo e la vera colonna portante dell'economia della Sardegna, e rappresenta un tessuto generalmente di economie familiari, insomma di piccole, micro e nano imprese, ahimè spesso costrette in una dimensione cosiddetta micro a causa dei troppi lacciuoli e a causa di politiche che purtroppo ancora in favore di questi settori stentano a decollare, nonostante, e devo spezzare una lancia in favore della ovviamente con assoluta neutralità di considerazioni politiche e relative anche alle prossime elezioni, non voglio assolutamente minimamente far pensare a uno schieramento, ma devo spezzare una lancia in favore dell'amministrazione uscente, perché nei confronti del settore commercio finalmente qualcosa si è risvegliato, per esempio con la legge 3 che è stata gestita bene dall'assessorato al turismo, con le politiche sebbene un po' come dire, in termini di tempistiche non efficaci da parte dell'assessorato al lavoro nel sostegno al lavoro dipendente, e anche perché, come ho detto prima, la Regione ha trasferito alle Camere di Commercio della Sardegna importanti fondi da gestire appunto in favore delle imprese, quindi anche delle imprese del commercio. Quindi si sta certamente migliorando. Un capitolo a parte riguarda quella che in prospettiva è da valutare in maniera eccezionalmente positiva, ma nel contingente purtroppo in maniera molto negativa, che è il capitolo dei cantieri. In prospettiva noi siamo fermamente convinti che i temi della rigenerazione urbana siano fondamentali per restituire linfa vitale alla circolazione dei cittadini nella città e pertanto anche alla propensione al consumo negli esercizi di vicinato, a contrasto di quella propensione al consumo che si sta sempre più sviluppando degli acquisti relativamente agli acquisti online. Nell'immediato purtroppo l'apertura di tanti cantieri, parlo della città di Cagliari, ha costretto in situazioni veramente precarie molti dei commercianti che rappresentiamo. È una scelta molto delicata che gli amministratori, che viene posta di fronte agli amministratori locali. Io personalmente
davvero mi troverei anch'io molto in imbarazzo, perché di fronte a una prospettiva di lungo periodo che è molto positiva, non so quanto riuscirei ad essere il responsabile, a sentirmi il responsabile di una prospettiva nel breve periodo, che è quella della mortalità di tante imprese. Voltiamo pagina e parliamo di un argomento che è di grande attualità a livello europeo, a livello nazionale, e parliamo di un settore di cui Bertolotti è profondo conoscitore, essendo vicepresidente nazionale del sindacato balneari. Questo è un problema che il governo deve risolvere e che si trascina da molto tempo. La proroga ha creato grandi problemi e soprattutto le opposizioni ne hanno approfittato per andarci pesante nei confronti del governo Meloni. Le opposizioni, ribadisco, senza voler fare nessun discorso di colore politico, le opposizioni devono soltanto tacitarsi, perché questo è un problema che nasce in Italia dal 2009 e dal 2009 si sono succeduti numerosi governi di tutti i colori, nessuno è riuscito a tirar fuori una soluzione efficace che speriamo oggi, proprio oggi, 16 gennaio, martedì 16 gennaio, con la risposta che il governo dovrà dare alla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione che è stata aperta, che non significa che sia che sia attualmente efficace, si è aperta, che l'Italia sia in infrazione per questo motivo, si è aperta la procedura di infrazione e non si sa se poi si arriverà ad infrazione, perché dipende dall'efficacia delle risposte del governo italiano relativamente ai temi che sono stati posti di incompatibilità con il diritto eurocomunitario in relazione ai temi delle concessioni, che non riguarda soltanto le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, ma riguarda una moltitudine di migliaia e migliaia di imprese che sembrano diventate, come dire, il disastro dell'Italia. Ecco, oggi si parla in maniera veramente vergognosa della lobby dei balneari. Io dico questo, oggi io vedo e mi trovo anche talvolta a fronteggiare ben altre lobby che hanno certamente una grande potenza, delle leve finanziarie di enorme efficacia. Quella dei balneari, se fosse stata una lobby, certamente, una vera lobby, certamente oggi questo settore non si sarebbe trovato in uno stato di prostrazione come quello in cui si trova. Ricordo che si tratta di un settore che per il 90% è formato da micro e nano imprese, generalmente di carattere familiare, generalmente che sono nate in uno spirito di autoimpiego, e di certo non siamo, le imprese balneari italiane non sono tutte, non hanno tutte in capo i vari Briatore, Santanchè o chi per loro. Si tratta di famiglie che vivono onestamente del proprio lavoro, che spesso si sono create in situazioni territoriali in cui nessuno considerava una prospettiva di impresa di questo tipo. Oggi che il settore è diventato florido, che è diventato un importante traino dell'economia turistica del nostro paese, strano caso produce appetiti dei grandi capitali e della grande finanza internazionale, che ha nell'Unione Europea purtroppo, mi spiace dirlo, il crogiuolo delle vere lobby, che in qualche modo cercano di condizionare le scelte della politica per mettere le mani nei settori importanti dell'economia di ogni paese europeo e in particolare in questo momento dell'Italia. Il settore balneare in Italia è, direi, caratteristico ed unico, è una unicità, è una eccellenza a livello mondiale, ed è per questo che oggi fa gola a tanti.
E in Confcommercio abbiamo incontrato Marco Mainas, che è il leader del settore immobiliare dell'associazione, ma anche vicepresidente nazionale della FIMA, mediatori e agenti d'affari. Mainas, come è stato il 2023? Secondo molti è stato un anno difficilissimo, perché l'arrivo dell'inflazione ha rovinato quello che era un momento di crescita importante. Ma diciamo che il 2023 ha tracciato quello che dovrebbe essere il percorso da affrontare poi nel 2024. Un percorso, è vero, un po' difficile, un po' particolare, però per chi magari affronta il mercato da diversi anni, come ormai io sono un anziano del settore, quest'anno nel 2024 sono 42 anni di attività professionale che svolgo e non sono stanco assolutamente di continuare ad affrontarla. Il 2023, come vi dicevo, è stato un anno, è vero, particolarmente difficile, ma particolarmente ricco di soddisfazioni. Grandi soddisfazioni a livello professionale, grandi soddisfazioni a livello economico, grande attenzione per il fatto che oltre ai tassi di interesse che sono aumentati a dismisura, ahimè qualcuno li ha definiti un pochino troppo alti, ma io mi rifaccio a tassi di interesse quando è iniziato nel lontano 1982 fino al 1987 avevamo dei tassi di interesse che arrivavano quasi alla soglia del 30%. Però oltre al fatto che i tassi di interesse hanno avuto una certa lievitazione, c'è anche il fatto del caro vita. Non dimentichiamoci che un nucleo familiare, oltre a doversi pagare le rate del mutuo o un affitto, deve pagarsi anche tutte quelle che sono le utenze, i consumi, il mangiare. Quindi è quello il problema che ha causato diciamo, delle difficoltà nel 2023 e di cui vedremo anche risultati nel 2024. Voi seguite la situazione del mercato con puntualità, con dei report che possono essere semestrali o annuali. Qual è stato l'escursus del 2023? Io so che fino al mese di giugno si è rilevato un dato in crescita e poi è iniziata una leggera flessione. Valerio, oltre al fatto che ti stimo come professionista, sei una persona estremamente preparata anche sotto questo aspetto e ti confermo quello che tu hai detto. Fino a giugno c'è stato, diciamo, un incremento generale da parte di tutti. Da giugno fino alla fine dell'anno si è, diciamo, osservato un calo generalizzato. In alcuni casi qualcuno ha dichiarato anche oltre il 20 se non il 30% di calo rispetto al fatturato. Sentivo anche i notai con i quali c'è uno stretto collegamento e diciamo, un unico filo conduttore sempre con loro, anche loro hanno accusato un calo legato tra l'altro al fatto che non si sono erogati dei mutui. Ecco, perché non vengono, c'è questa flessione nell'erogazione dei mutui che sono determinati nell'acquisto di un'abitazione? Ma Valerio, è brutto dirlo, ma in alcuni casi alcuni istituti di credito come diciamo, parola chiave davano ai loro collaboratori, ai loro dipendenti: non facciamo mutui ma facciamo polizze assicurative che effettivamente sono quelle che ci garantiscono maggiori introiti. Purtroppo anche le banche sotto questo aspetto non sono state di grande aiuto, è brutto dirlo ma effettivamente è così. Hanno bloccato in alcuni casi le erogazioni, alcuni grossi istituti di credito, tra l'altro famosi per aver erogato grandi quantità di mutui, ci siamo trovati a dover assistere magari a dei fenomeni di mutui che non sono stati erogati, addirittura clienti che potevano avere anche le capacità reddituali per poter ottenere un mutuo, purtroppo si sono visti magari a fronte di ulteriori richieste integrative da parte della banca rifiutare lo stesso mutuo. Come FIMA, come numero 2 a livello nazionale dell'organizzazione, cosa chiedete oggi al governo Meloni per
cercare di risalire la china dopo queste difficoltà negli ultimi 6 mesi del 2023? Sicuramente un'agevolazione, delle ulteriori ritocchi e agevolazioni fiscali per ciò che riguarda il comparto immobiliare. Non dimentichiamoci che grazie ai nostri interventi anche in ambito governativo, in ambito nazionale, ci sono stati determinati ritocchi anche per ciò che riguarda alcune tassazioni degli immobili. Continuiamo comunque a chiedere a livello governativo che la defiscalizzazione delle compravendite sia, secondo il nostro punto di vista, un atto dovuto, anche perché non dimentichiamoci che gran parte del PIL nazionale viene alimentato proprio grazie alle compravendite. La parola chiave: cedolare secca. Cedolare secca, hai toccato un altro tasto, cedolare secca sulle locazioni che molto probabilmente con l'ultima finanziaria dovrebbe, diciamo, interessare, noi ce l'auguriamo, anche le locazioni commerciali, cosa che c'è stato un primo esperimento che è andato benissimo, poi è stata interrotta per riportarla, e infatti avevamo fatto, e mi ricordo benissimo, c'era stato proprio un tuo speciale anche sul cedolare secca sulle locazioni commerciali. Cedolare secca che tra l'altro interessa in modo particolare anche le locazioni brevi, perché adesso parliamo anche di locazioni brevi, locazioni stagionali, insomma affitti brevi, e sono tutte particolarità. Tra l'altro mi permetto di dire che proprio come federazione il 18 di gennaio ci sarà una live sui social dove si parlerà proprio di locazioni brevi e di adempimenti fiscali proprio a seguito delle nuove disposizioni in materia proprio di cedolare secca e di locazioni brevi. Siamo alle conclusioni. Perché oggi è così difficile trovare un immobile in affitto in Sardegna? Perché il 90% delle offerte immobiliari sono finalizzate solo ed esclusivamente alle vendite, perché c'è anche sfiducia da parte del proprietario degli immobili nel dover concedere in locazione un immobile, perché se capiti con dei conduttori che magari non hanno le possibilità poi di ripagarti anche l'affitto, purtroppo prima che ti venga riconosciuto il danno anche in qualità di proprietario, la giustizia deve fare un certo corso. Quindi sotto quell'aspetto ci sono tutta una serie di variabili che sono da prendere in considerazione. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi,
Realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La città di Bosa si prepara all'edizione 2024 del Carrasegare Osincu, un evento organizzato dal Comune di Bosa in collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, l'Associazione Carrasegare Osincu e l'Associazione Turistica Proloco Melchiorre Melis. La manifestazione prenderà il via la sera del 16 gennaio con l'accensione del Grande Falò in onore di Sant'Antonio Abate e proseguirà con un calendario ricco di iniziative seguendo una tradizione con radici centenarie. L'apice dell'iniziativa martedì 13 febbraio con l'ultima e più attesa giornata del Carnevale. La rappresentazione di Statitudu, un rito teatrale coinvolgente dove grandi e bambini con le sembianze di donne vestite a lutto correranno lungo le strade della città del Temo, lascerà spazio alla caccia e al ritrovamento di Giolzi, il Re Giorgio, simbolo del Carnevale. Un rito, quello del martedì grasso, che sancisce la fine del Carnevale ma simboleggia la speranza della sua rinascita l'anno successivo. Era un mese di eventi per quanto riguarda il Carnevale Osincu. Sì, Carrasegare Osincu che si contraddistingue in tante giornate differenti con eventi carnevaleschi diversi, ma dove la traccia comune è quella del divertimento, dell'allegoria, dello scherzo, della presa in giro, della canzonatura, quindi non solo tra l'allera ma anche le canzoni tipiche del Carnevale. Cosa accadrà domani? Domani con l'accensione del fuoco di Sant'Antonio praticamente l'associazione Carrasegare Osincu insieme al Comune inizieranno a promuovere quello che è il calendario di questa 15 giorni di abbuffata e di gioco, di divertimento, ma che ha un grande e forte richiamo identitario, tradizionale, che dà un'opportunità economica in un periodo dell'anno chiaramente poco attinente alla stagione turistica classica così come è conosciuta. Perché le persone dovrebbero venire ad assistere anche a questo speciale Carrasegare? Devono venire perché non solo assistono ma partecipano attivamente alla mascherata. I turisti sono presi di mira dalle maschere bosane, vengono canzonate, vengono coinvolte e chi viene a Bosa non solo vede ma prende parte alla mascherata e si diverte, quindi si porta via un bagaglio della nostra tradizione, della nostra cultura che difficilmente si dimentica perché poi tutto si riassume con una parola che è accoglienza. Come terminerà questo evento? Termina dopo una settimana di eventi che partono dalla sfilata del giovedì che è dedicata prevalentemente alle classi delle diverse scuole, poi c'è il sabato delle cantine che finisce con una festa in piazza, la domenica con una sfilata di maschere sul fiume che è una cosa unica, il lunedì i concorsi dei gruppi mascherati e il martedì con quelle che sono le mascherate più riconosciute al mondo del Carnevale di Bosa, che sono la mattina Statitudu e la sera il Giolzi, quindi si passa dal nero, dal lutto del pianto al bianco della rinascita del Giolzi che si cerca con un lanternino e poi si brucia il pupazzo del Giolzi. E siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo sempre un protagonista speciale nelle ultime battute di Panorama Sardo. Oggi abbiamo una cantante soprano, Ilaria Vanacore. Dobbiamo raccontarvi un po' quello che è il percorso di questa ragazza che nasce come pianista prodigio già all'età di 5 anni, all'età di 7 fa il suo primo spettacolo in pubblico e poi si trasforma in cantante lirica, soprano. Una delle grandi soddisfazioni è stata proprio in chiusura di questo 2023, una tournée di 15 giorni nel mese di novembre in Giappone, a Tokyo, con La Traviata, un grande successo, ma in precedenza ci sono state esperienze in Asia non molto belle, ma ci facciamo raccontare tutto da Ilaria. Da dove partiamo? Partiamo dai 5 anni, pianista prodigio. Tanto, grazie per la presentazione molto lusinghiera.
Prodigio non lo so, giovane sì, ma in realtà neanche tanto, perché io ho iniziato a studiare a 5 anni, ma per i pianisti è molto comune, per i bambini è molto comune approcciarsi allo strumento a quell'età, soprattutto lo era alla mia epoca, tra virgolette, lo era studiare uno strumento da bambini è non solo formativo per chi lo vuole fare di professione, ma in generale io ho cominciato così come tanti bambini, un po' giocando e poi ho continuato a studiare, sì, ho debuttato molto piccola e poi ho continuato a suonare di fatto fino a qualche anno fa. Ho sempre fatto la pianista, poi a un certo punto mi è venuta voglia di cantare, ma non di cantare per fare la cantante, di cantare per imparare a cantare. Volevo imparare a cantare, volevo vivere lo strumento interno, perché qualunque strumentista è legato a uno strumento, come posso dire, a un oggetto, no? Quindi a un tramite tra il corpo e il suono. Io volevo sperimentare il corpo che diventa materia sonora e quindi sono andata a prendere delle lezioni di canto e poi per caso di fatto ho iniziato, ho capito che l'avrei potuto fare di professione, ho cominciato a fare qualche concorso, l'ho vinto e questa circostanza mi ha portato a debuttare, quindi a essere poi travolta un po' da questo lavoro, da questo mondo e a cambiare prospettiva, ecco, tutto qua. Ma quando lei si è presentata da Mirella Freni e gli ha detto io ho fatto la pianista tutta la vita e adesso ho deciso di fare la cantante, che cosa le ha detto? No, in realtà Mirella Freni non ha fatto nessuna domanda e io non ho dato nessuna spiegazione, perché quando ti presentavi da Mirella Freni l'unica cosa importante era come cantavi, cioè chi tu fossi, da dove venissi, quanti anni avessi, le tue motivazioni espresse a parole non erano rilevanti e non erano richieste. Per andare a studiare con Mirella Freni si faceva un concorso, quindi tu ti presentavi sul palco e cantavi, e questa era l'unica cosa che lei voleva sapere, quindi non c'è stato altro. E poi insomma ho studiato un anno con lei, che è stato tra l'altro l'ultimo anno in cui lei ha insegnato prima di abbandonare del tutto, perché purtroppo la malattia l'aveva destabilizzata più di quanto non le permettesse di insegnare, cosa che lei avrebbe sicuramente voluto continuare a fare, per cui io sono stata fortunatissima ad avere l'ultimo anno del suo insegnamento. Poi è andata via qualche anno fa, come sappiamo, ma è stata sicuramente la mia esperienza di svolta, cioè sicuramente dalla signora Freni in poi io ho capito che avrei voluto fare questo. Quindi quello è stato veramente un... Quando parliamo di Mirella Freni parliamo di leggende della lirica, è la cantante più popolare dopo la Callas in Italia e sicuramente come insegnante è particolare. Come insegnante era molto particolare. Allora, partiamo dal presupposto che la signora Freni era una emiliana verace, attaccata alle cose concrete, attaccata alla terra, attaccata alla famiglia, insomma sicuramente una grandissima artista, una persona di grandissimo profilo, ma una persona molto concreta, è molto concreta nell'approccio con gli allievi, ma aveva lei sicuramente, anche per il modo in cui ha condotto la sua carriera di 50 anni, che non è una cosa comune per un cantante, ma aveva tutta quella generazione di professionisti un rispetto, una considerazione e un'integrità nello svolgere la professione che oggi per varie ragioni non è più un tratto comune. Non è più un tratto comune e lei, oltre ad averlo per se stessa, lo esigeva in maniera ferrea per qualunque allievo avesse davanti. Quindi non era concesso nessun tipo di sgarro. Per questo si sente spesso dire, si è sentito spesso dire, lo dico anche un po' a malincuore, che era una cattiva insegnante perché era molto violenta nel modo di porsi, perché sì, lo era, però l'intento era formativo. L'intento era formarti a una vita e a un palcoscenico che sarebbe stato molto più severo di quanto lei potesse essere a lezione, questo lei lo sapeva e lo diceva. Quindi esigeva sempre un rigore
in tutti i sensi possibili, senza sbavature, cosa che insomma è molto difficile da ottenere quando sei su un palcoscenico ed è molto difficile da ottenere coi ritmi lavorativi di oggi, che sono talmente rapidi che ogni tanto non ti consentono di concentrarti necessariamente sulla qualità profonda del lavoro che vai a fare. E invece è la prima cosa che non va dimenticata, e su questo lei era totalmente intransigente, quindi è stato molto una scuola di vita. Io dico sempre che dopo che ho cantato davanti alla Freni potrei fare qualsiasi cosa, perché la pressione era talmente alta che non ti permetteva di deconcentrarti. Io da lì ho imparato veramente a essere ferma e lucida qualunque cosa capiti sul palcoscenico, e ne capitano di tutti i colori, quindi non la ringrazierò mai abbastanza per questo sicuramente. Adesso andiamo a analizzare 2 esperienze in Asia della cantante Vanakkor. Nella prima, 2022, la nostra protagonista parte per andare a fare un grande concerto a Hong Kong, e il suo percorso la porta per 21 giorni dentro un container, e poi vi racconteremo invece il positivo, Tokyo. No, allora, sì, la prima esperienza doveva essere il mio debutto di Elisir d'amore a Hong Kong, appunto. Non è andata proprio così, nel senso che eravamo in piena seconda ondata mondiale di Covid e Hong Kong, il governo di Hong Kong imponeva una quarantena preventiva di 21 giorni a prescindere, a qualunque lavoratore dovesse entrare nel paese, perché era consentito all'epoca solo ai lavoratori di potersi spostare, quindi con un permesso di lavoro. Io ho avuto la fortuna di non farla in container, di farla in un hotel Covid, ma comunque chiusa in camera. All'inizio, alla fine di questi 21 giorni avremmo dovuto iniziare la nostra produzione di Elisir d'amore, ma alla termine della seconda settimana di quarantena preventiva il governo ha imposto il lockdown, quindi hanno chiuso tutto, sospeso tutte le manifestazioni e quant'altro, perché l'indice di contagio era leggermente salito, per cui di fatto dopo questi 21 giorni io ho ripreso le mie valigie e sono tornata in Italia senza aver fatto assolutamente niente, quindi è stata un'esperienza singolare che non ho particolare piacere a ricordare, ma questo debutto in Asia di fatto è stato solo rimandato, perché poi è arrivata questa traviata di cui in realtà la produzione è stata di Tokyo per un'organizzazione molto importante che si chiama Sawakami Opera Foundation, ma lo spettacolo, il debutto è stato poi a Tokushima, che è una prefettura leggermente a sud, quindi poi ci siamo spostati appunto per esportare questa traviata. Ci sono stati una quindicina di giorni di produzione in Giappone, che è un paese meraviglioso, in cui l'opera è accolta in maniera meravigliosa. Loro vengono in Italia a studiare come si fa, e poi tornano per riprodurre il prodotto, e quindi l'italiano che va a fare opera italiana è visto veramente con una un po' sì, ma con una deferenza, un rispetto, insomma è stato veramente bellissimo, abbiamo avuto un'accoglienza bellissima. E poi è stato il debutto di Traviata per me, che non solo era un ruolo che aspettavo moltissimo, ma poi è forse il ruolo nell'immaginario per quanto riguarda l'opera lirica, l'opera più conosciuta sicuramente a livello mondiale. Per un soprano è una soddisfazione enorme, quindi insomma questo debutto poi in un modo o nell'altro l'abbiamo fatto, e quindi sono contenta così. Siamo alle battute finali, stanno per partire i titoli di coda. Un'ultima curiosità: che progetti si è organizzata la cantante Vanakkor per il 2024, visto questa chiusura col botto nel 2023? Allora, sono anni in cui progettare è estremamente difficile, perché siamo tutti, dopo le chiusure del Covid, i recuperi, le programmazioni sono cambiate, quindi il lungo termine è più difficile da immaginare. A breve termine sicuramente c'è qualcosa di molto interessante, perché a marzo debutto al Teatro La Fenice di Venezia con un'opera di Respighi. Sono molto contenta perché è un teatro meraviglioso, insomma
cantare in luoghi così importanti dove è passata così tanta cultura, così tante personalità è bellissimo, per cui iniziamo così e poi ci sono tante cose che devono ancora un po' prendere forma, per cui ancora non voglio conservare quella scaramanzia cautelare che ci accompagna sempre, però insomma sarà un bell'anno, quindi sono molto contenta. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.